Sicilia On Ensemble, Andrea Zito alle percussioni, Mattia Danna, Gabriele Denaro, Antonio Ladumia, Luca Grasso, Chiara Zito, Riccardo De Giorgi, Fabio Chillemi, Lorenzo Scolaro, Daniele Labate, Matteo Leone, Sebastian Mulè, Salvo Visaldi e Angelo Bonaccorso. Volevo ringraziare intanto, come abbiamo detto, l'amministrazione comunale. Io dico il mio direttore Epifanio Comis, sono io l'insegnante di corno della cattedra di corno del Conservatorio di Catania, e stasera sono particolarmente emozionato perché tutti noi abbiamo vissuto la pandemia e questi distanziamenti sociali, se ne è parlato tanto, ma diciamo che per i musicisti è ancora più brutto il distanziamento sociale, perché proprio la musica si fa insieme. Per noi è stata veramente dura questi mesi, suonare da soli a casa, inventarci qualcosa col computer. Abbiamo fatto dei quartetti, quintetti di corni con noi stessi, con i quadratini raddoppiati, quindi veramente oggi eravamo emozionati perché finalmente dopo tutti questi mesi stiamo suonando insieme. Io volevo ringraziare i miei carissimi amici e anche studenti che hanno accettato subito di fare questo concerto, perché non è stato facile, perché da tanto tempo che non si suona insieme, quindi il risultato è stato fantastico. Grazie per la vostra energia, vi ringrazio tantissimo. Volevo fare un applauso al nostro presentatore Salvo Visaldi, che è stato bravo, tutti i ragazzi, Andrea alle percussioni, grazie per averci dato questa opportunità. Per noi è stata veramente importante, soprattutto in questo momento storico. E vi lasciamo con un piccolo bis che è di un compositore anonimo, una polka, si chiama Bayerisch Landler. Buon ascolto, arrivederci.